Diamo strumenti alle famiglie prima della nascita del figlio, quindi nei 9 mesi di gravidanza, o alla coppia che è alla ricerca di un figlio, fino ai 3 anni dopo la nascita. Un arco di vita fondamentale per la crescita e il benessere psicosociale del bambino e dei genitori. Il progetto Geni, Genitori Nuovi Inizi, prevede in 2 anni 428 interventi specifici a favore di genitori e figure di cura nell'ambito familiare per quasi 2500 ore di formazione per sostenerli. Interventi formativi che riguarderanno l'assistenza domiciliare nei primi 1000 giorni di vita, sportelli di accoglienza, ascolto e orientamento attivati presso i poli ospedalieri di Treviso e Oderzo nei reparti di ginecologia. Sono punti fondamentali per intercettare questi genitori e dare le primissime informazioni di quali hanno loro bisogno. Parlo proprio anche delle piccole necessità, come muoversi per trovare il pediatra, piuttosto che fare anche di piccoli gruppi all'interno dei comuni dove trovarsi. Dalla musicoterapia nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Treviso a percorsi di primo soccorso pediatrico e consulenze. È un progetto strategico e sperimentale, vede tutti e 37 i comuni dell'ATS uniti, concordi e soprattutto con un'unica linea di azione condivisa con l'azienda sanitaria e condivisa con i principali enti del terzo settore. È una prevenzione in qualche modo primaria che evita sbandamenti e soprattutto rafforza molto il rapporto genitoriale tra bambini e figli. La cronaca di tutti i giorni ci dica che c'è un senso di difficoltà forte all'interno delle famiglie, in tante famiglie, e quindi il ruolo di genitore con tutti i problemi annessi e connessi certamente ha bisogno di essere supportato. Abbiamo sperimentato proprio con mano i mesi scorsi, proprio con le baby gang, questo problema. E abbiamo riscontrato che ancora una volta il ruolo del genitore è fondamentale. La volontà è proprio quella di destinare queste risorse che la Regione ha a disposizione del Fondo Sociale Europeo per creare dei nuovi modelli, sperimentare nuovi modelli insieme con i comuni per realizzare dei servizi laddove magari oggi non ci sono, favorire il family coaching e quindi sviluppare dei modelli che possono diventare poi strutturali nel tempo.